In pochi giorni arrivano piccoli e grandi segnali di cambiamento per Agrigento. Da oggi decreto ristori in Gazzetta. Il governatore Musumeci, nonostante il no di Roma, è deciso a prorogare la chiusura delle attività alle 23. La Valle dei Templi perde 3 milioni di euro, in crisi anche le attività al suo interno. L'atteso piano rifiuti della Regione è stato completato dal Dipartimento regionale. Il documento finale è stato inviato all'assessorato al territorio, poi dovrà esprimersi l'ARS, cioè almeno un termovalorizzatore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura le ultime piccole e grandi novità per Agrigento targate Sindaco Franco Miccichè. Arturo Cantella. Dopo la consegna delle deleghe avvenuta ieri ai nuovi assessori al comune di Agrigento, il sindaco ha provveduto a deliberare la possibilità di aumentare il fondo perequativo previsto quale misure di ristoro per le aziende agrigentine che hanno subito dei danni economici dovuti al Covid-19, effettuando una richiesta che si invierà al governo Musumeci. Intanto dei nuovi giochini per bambini saranno installati nei due lati di Piazza Cavour. La decisione adottata dal sindaco Miccichè è avvenuta dopo un sopralluogo sia nella centralissima piazza che nella vicina Villa Bonfiglio. I nuovi giochi saranno oggetto di una donazione per cui non graveranno sulle casse comunali. Il comune dovrà solo provvedere alla sua installazione e alla pulizia. A Villa Bonfiglio sono anche stati controllati i giochi esistenti nel Parco di Cristina, alcuni di questi sono in buone condizioni, altri potrebbero venire rimessi dal personale comunale. Sempre a Villa Bonfiglio è stato fatto un nuovo sopralluogo alla fontana del monumento ai caduti con i tecnici di una ditta che potrebbe realizzare l'intervento. Se tutto va bene, ha dichiarato il sindaco Miccichè, entro dicembre potremmo recuperare la fontana e dotare il monumento di una nuova illuminazione. Intanto è continuata la sanificazione delle strade e delle scuole. Sabato e domenica e lunedì verranno sanificati i locali delle scuole Garibaldi, Lauricella e Pirandello dal nucleo operativo dei Vigili del Fuoco di Agrigento diretto dall'ingegnere Merendino. Per quanto riguarda la sanificazione delle strade si è intervenuto al villaggio Mosesa, a Leone, mentre questa sera si passerà a Villa Seta e Monserrato. Intanto in materia di Covid-19 aumenta la curva dei contagi, ieri 7 nuovi casi, siamo quindi a 36 persone colpite dal virus, 34 di queste sono a casa, mentre una è ricoverata all'ospedale di Agrigento e un'altra all'ospedale di Caltanissetta. L'aumento dei contagi all'interno delle famiglie dove ci sono altri positivi. I particolari in questa intervista a Franco Miccichè. Buonasera a tutti. Vi notizio per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Purtroppo abbiamo avuto un aumento di 7 pazienti positivi in data odierna, quindi in totale sono 36 rispetto ai 29 più 1 di ieri. Cioè 29 positivi erano uno ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta. Oggi ne abbiamo 36, di cui 34 in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni, stanno tutti bene, e invece abbiamo sempre un paziente ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta e una paziente ricoverata presso l'ospedale di Agrigento. Quindi le mie previsioni dei giorni addietro si stanno avverando, nel senso che c'è un lieve aumento di positività sempre nell'arco però familiare e dei contatti stretti con i contagiati. Quindi voglio continuare a rassicurare la mia cittadinanza, perché non sono nuovi focolai, però sono l'evoluzione quasi normale di contatti avvenuti nei giorni passati. Però questo non ci deve distogliere da continuare a usare tutte le precauzioni possibili, di usare i dispositivi di prevenzione individuali dove è possibile, settore per settore, massima pulizia delle mani, evitare di strofinarsi gli occhi con le stesse mani, evitare la promiscuità, evitare gli assembramenti e quindi evitare tutto quello che potrebbe essere causa di eventuale trasmissione virale. Proprio per questo ho deciso di continuare la sanificazione degli istituti scolastici, quindi a fine settimana verrà sanificato il plesso Garibaldi, Lauricella e Pirandello.
Avevo previsto di attuare queste sanificazioni per ogni weekend, però se il trend sarà sempre in aumento e se l'età interessata è sempre più bassa, quindi si parla anche di bambini, modificherò il calendario delle sanificazioni per la scuola e quindi invece di effettuarle weekend per weekend, penserò di farle a seguire istituto dopo istituto, quasi giorno per giorno. Questo per la massima prevenzione e per evitare la diffusione anche del virus, specialmente nelle fasce d'età più piccole. Ieri notte abbiamo fatto la sanificazione delle vie del quadriglio Spinasanta e delle vie del quartiere Fontanelle. Stanotte verrà fatta invece la sanificazione delle vie delle due frazioni agrigentine, cioè di Montaperto e di Giardina Gallotti. Comunicazione di servizio: quella potatura degli alberi del Viale della Vittoria che doveva iniziare domani mattina è stata rinviata a lunedì mattina, esclusivamente per problemi tecnici da parte della ditta che deve effettuare proprio questo lavoro. Vi ricordo ancora massima attenzione, massima precauzione, vi terrò sempre informato e vi informo anche che sto organizzando proprio nella mia stanza o accanto alla mia stanza un ufficio esclusivamente dedicato all'emergenza Covid-19 per poter avere in tempi diretti, in tempi immediati e in maniera diretta, lavorando in parallelo col Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 1 di Agrigento. Scattano da oggi le norme del decreto ristori. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che è stata diffusa questa notte e stabilisce attraverso i codici Ateco le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto ristori. Il ministro Franco Boccia ha anticipato la volontà di impugnare eventuali deroghe alla Sicilia, ma il presidente della regione Musumeci è orientato ad estendere la chiusura alle 23 e non alle 18. Musumeci dunque è pronto a sfidare Roma e lo fa scegliendo la linea della legge quadro, una norma che dà al governatore la facoltà di adeguare la ripresa delle attività economiche all'andamento effettivo del contagio nell'isola, cioè pieni poteri anche nei confronti di Roma. Deroghe sia in via restrittiva, come già consentito, sia con l'estensione che invece è proibita. Lello Casesa. È già iniziato lo scontro tra Roma e Palermo sulla possibile decisione del governo Musumeci di posticipare la chiusura delle attività di ristorazione alle 23. Una decisione che consentirebbe ai soggetti interessati di respirare un pochino per non essere costretti a chiudere definitivamente le loro saracinesche. Immediata la risposta del ministro per gli affari regionali Boccia, che stoppa il governatore con impugnative immediate per chi aggira il DPCM, compresa naturalmente la Sicilia. In Sicilia, come nelle province di Trento e Bolzano, il presidente della regione ha dichiarato in aula che adotterà forse oggi in giunta il disegno di legge che estende fino alle 23 l'orario di chiusura di bar e ristoranti, in deroga al termine delle 18 imposto dal decreto del governo Conte. Il testo di legge proposto da Musumeci fa leva sull'articolo 17 dello Statuto speciale che consente alla Regione di andare in deroga su alcune materie come la vendita al dettaglio. Subito dopo l'approvazione della Giunta il testo sarà trasmesso in Assemblea con una corsia preferenziale per accelerare l'iter per il passaggio in Aula. È chiaro che sul testo si dovrà pronunciare il Consiglio dei Ministri, anche se le dichiarazioni del ministro Boccia non sembrano lasciare spazio ad alcuna mediazione. Intanto proseguono le proteste in Sicilia e nel paese. Dapprima sono stati decine di taxi a Palermo contro il ritardo dei ristori promessi verso una categoria fortemente danneggiata e poi a seguire ieri il popolo delle partite IVA, ristoratori, giostrai, sale bingo, taxisti, musicisti e molte delle categorie del mondo del lavoro. Preoccupazione e tensione fra le strade del centro storico a Palermo, con lanci di lacrimogeni ed altro che rischiano di complicare ulteriormente il problema sociale causato dall'ultimo DPCM firmato Giuseppe Conte.
Il vicepresidente dell'ARS Roberto Di Mauro punge il governatore Musumeci. Arturo Cantella. Un invito arriva dall'onorevole Roberto Di Mauro, nella sua qualità di vicepresidente vicario dell'ARS, al governatore Musumeci, per una sana collaborazione con tutto il Parlamento, senza fuga in avanti, per essere in un momento emergenziale, garante e collaborativo con tutti i rappresentanti del popolo, a prescindere da maggioranza e opposizione. Per il vicepresidente dell'ARS, onorevole Di Mauro, la strada è stretta, il tempo delle polemiche e dalla bulimica ricerca di titoloni alle polemiche in questo momento storico, economico e sanitario per la pandemia in corso mette le istituzioni a uno stress test che non deve lasciare strascichi a divisioni di dubbi gusti. Si apra così una linea chiara tra il governo nazionale, la regione e i liberi consorzi, con uno spirito scevro da rapporti gerarchici e direttive che non producono effetti benefici per i cittadini siciliani. Di Mauro continua come sulla finanziaria regionale c'è ancora molto da fare, soprattutto per i ristori, per le categorie ampiamente piegate dalla prima ondata del Covid tra marzo e maggio, le forme di provvidenze economiche per le piccole e medie imprese e per le categorie vulnerabili tardano ancora ad arrivare e non è più accettabile. Un'altra problematica sanitaria per Di Mauro è che va di pari passo con quella economica e sono i segnali della piazza, indicativi per ciò che necessitano interventi netti sul potenziamento della rete ospedaliera, dei servizi a partire del Covid Center e del potenziamento dei posti letto, della terapia intensiva e subintensiva. Vorremmo capire se i 538 posti letto già operativi, se siano pronti a tamponare la nuova ondata di contagi al Covid-19, con risposte nette, certe, prima che possa scattare la soglia di emergenza per eventuali ricoverati, numeri che purtroppo crescono vertiginosamente ogni giorno. È fondamentale, continua Di Mauro, seguire procedure rapide, come è stato realizzato per i reparti USCA, implementare nuovo personale medico con procedure di reclutamento, di figure sanitarie indispensabili a tamponare l'emergenza sanitaria, garantire i livelli essenziali di assistenza per i degenti al fine di sbloccare le procedure concorsuali, per impinguare a 360 gradi i nostri ospedali che necessitano di risorse umane, professionali alla stessa stregua dell'ossigeno per respirare. Infine l'opportunità del Recovery Fund, i 20 miliardi a disposizione per i comuni, gli enti territoriali, dopo che in Sicilia negli ultimi 4 mesi 4 miliardi di euro e 76 mila posti di lavoro sono stati bruciati a causa del lockdown. Le provvidenze europee sono basilari per restringere la forchetta delle diseguaglianze territoriali e possono affermare con certezza, dice Di Mauro, che in Sicilia le sperequazioni sono anche provinciali, tanto che da Agrigento non posso che constatare i ritardi sulla viabilità, sui servizi essenziali, dalla rete idrica Colabrodo, dal dissesto idrogeologico, tutte opere che devono essere ancora completate. Questi fondi devono essere utilizzati bene, con celerità e seguendo le vere criticità dei territori. Per questo governo Musumeci deve aprire un confronto non autoreferenziale, ma vero, con le comunità locali per sbloccare queste risorse finanziarie. Il 5 novembre è dietro l'angolo, un confronto su come operare con l'ANCI Sicilia e le parti sociali deve essere un viatico per addivenire alle soluzioni concrete. Di Mauro conclude come per questo la centralità del Parlamento è fondamentale nell'indirizzare le scelte del governo per far uscire dall'impasse una situazione che ha dei reverberi sociali, sanitari e economici che rischiano di scoppiare pesantemente. Stop! Il crollo del turismo dovuto al Covid-19 e ai lunghi mesi del lockdown si traduce nella perdita economica di quasi 3 milioni di euro per la Valle dei Templi di Agrigento e mette in crisi anche le attività al suo interno. Vediamo. Le belle giornate di sole avute nell'ultimo weekend, incoraggiate anche dai flussi turistici delle giornate fa di autunno, non riescono a fermare la mancanza di visitatori e turisti nella nostra città e alla Valle dei Templi. Dalle immagini fatte lo scorso fine settimana si vedono infatti pochi visitatori a causa della pandemia in atto, i chioschi di vendita dei souvenir sono chiusi, non riuscendo così a coprire le spese. Sono chiuso, sono in fase di ristrutturazione, poi sto sistemando qualcosa, quindi ho aperto solo le sale cinesche ma non c'è lavoro, perché comunque si vede che c'è stato, a prescindere abbiamo avuto solo la presenza di italiani la maggior parte, poi anche loro ora sono meno, quindi sarà
la situazione del lockdown, l'incertezza per gli aeroporti e tutto quanto, ma non c'è una grossa percentuale di visitatori. Quindi si sente, diciamo, il colpo il turismo, diciamo, l'ha subito, lo sta subendo, no? Sì, assolutamente. Ecco, ci sono aiuti da parte delle autorità regionali, nazionali? Finora, almeno io per quanto ne sappia, no. Quindi l'inverno sarà incerto, perché appunto non avendo avuto una buona stagione quest'anno, l'inverno sarà molto più difficile, più duro. Dico, nonostante la bella giornata di oggi, insomma il weekend, le giornate fai, si vede che non c'è... Vabbè, ma i turisti non è che sono aggiornate alle belle giornate, sì. hanno le loro date, hanno i loro programmi, quindi o il tempo è buono o non è soleggiato, comunque la gente se ha il programma in programma di venire a visitare, viene a visitare. Questo, diciamo, non si sta verificando? No. Tra le attività in itinere a Porta Quinta anche l'impegno dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che vigila sui luoghi, ma che ci conferma pure il momento che stiamo attraversando dovuto alla pandemia, che porta a una diminuzione di turisti, specialmente stranieri, e alla chiusura dei gazebo che vendono souvenir. Purtroppo questo Covid-19 diciamo, ci ha un po' così distrutto l'economia, e tutto quanto, Agrigento, Italia, tutto. Lei? Sì, è questo discorso qua del Covid che comunque ha portato a questo sfacelo qua e niente, dobbiamo solo Quindi aspettare. C'è un calo reale. C'è un calo reale, effettivo, sì, effettivamente. Per cui è anche inutile, dico, che le attività restino aperte, no? No, è difficilissimo che restino aperte e poi diciamo che questo potrà accadere diciamo fra qualche mese, perché effettivamente i contagi sono aumentati, di conseguenza la paura c'è e poi c'è il decreto amministrativo e tutte queste cose insieme hanno fatto sì che c'è questo, purtroppo. Il governo sta mettendo bruscolini, sono degli aiuti totalmente inadeguati per una categoria, soprattutto quella dei bus, che è una categoria dove i costi di gestione sono pazzeschi. Ci sono dei costi di gestione che non si possono neanche immaginare, solo chi c'è dentro può capirli. Un pullman costa 350.000 euro e noi che a febbraio siamo fermi dal 23 febbraio, giorno in cui il governo, il ministro dell'istruzione ha chiuso le gite scolastiche. Ancora continuano con il fermo delle gite scolastiche, ci hanno ridotto la capacità del pieno carico che abbiamo avuto fino a 10 giorni fa in Sicilia, adesso viaggiamo al 50%, quindi non possiamo viaggiare, siamo fermi. Turismo non ce n'è e non si fa niente per farlo ripartire e diciamo che è tutto un sistema che non va, è un sistema che non funziona e che deve non ristorarci, ma deve mantenerci. Adesso siamo in ginocchio. Tutta la filiera turistica è a terra ed è per questo che io oggi sono qui, perché non sono strettamente un membro della loro categoria, però collaboriamo da anni perché per fare turismo ci vogliono i mezzi ed è per questo che io ho sentito il dovere ed il piacere di essere qui oggi. Tutto il comparto è a terra, completamente in crisi. Gente come noi che ha sempre lavorato onestamente, che ha sempre promosso come me, guida, in varie lingue, ne parlo 5, ho sempre lavorato con clienti provenienti da tutte le parti del mondo, ho promosso la cultura, la storia, l'arte della Sicilia e dell'Italia. Il turismo è la base del prodotto lordo interno italiano. E adesso non è possibile che gente come noi, che ha promosso la cultura, che ha promosso l'apprezzamento della Sicilia, dell'Italia nel mondo, adesso sia abbandonata. Pronto il piano rifiuti della regione Sicilia, stop alle discariche, c'è un termovalorizzatore. I dettagli nel servizio. Nessuna nuova discarica, tanta differenziata, ma anche un via libera ad almeno un termovalorizzatore. Il Dipartimento regionale rifiuti ha trasmesso all'assessorato regionale al territorio il piano per lo smaltimento dell'immondizia nell'isola, un documento che adesso deve superare le valutazioni dei tecnici e poi essere trasmesso alla commissione ambientale dell'ARS con un percorso che a questo punto il dirigente generale del Dipartimento, Calogero Foti, prevede debba essere concluso entro la fine dell'anno.
Ora, notano dal Dipartimento, inizia la discesa tra Commissione Ambiente, Ufficio Legislativo e Legale CGA per una valutazione che non entra nel merito degli aspetti tecnici. Il documento dell'assessorato, guidato da Alberto Piero Bon, scommette sullo stop all'interramento dell'immondizia. In Sicilia non saranno realizzate nuove discariche oltre a quelle già previste, con una prescrizione che implica che anche l'allargamento delle strutture esistenti diventi impossibile. Per fare un esempio concreto, che ovviamente nel piano non c'è, la 7ª vasca della discarica di Bellolampo, per la quale è stato avviato l'iter delle autorizzazioni, supererà l'ostacolo, ma un'eventuale 8ª vasca non potrà essere realizzata. L'alternativa è dunque il termovalorizzatore, che il piano non esclude. La porta è aperta per almeno uno dei 2 impianti che lo Sblocca Italia prevedeva nell'isola, ma l'indicazione precisa viene rimandata a un altro documento, il piano per i rifiuti speciali. Il piano serve il Dipartimento, non esclude o favorisce alcuna tecnologia. In maniera laica, infatti, si lascia ai territori la libertà di scelta, spetta ai territori programmare gli impianti, scegliere il tipo di tecnologia da adottare e inserirli nella propria pianificazione. Appena la settimana scorsa era stato il presidente della regione Nello Musumeci ad aprire all'incenerimento dei rifiuti. Non esclude una soluzione drastica come quella del termovalorizzatore, aveva detto il presidente. Condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere per la ex numero 1 della confisca dei beni alla mafia e la sentenza sull'ex presidente delle misure di prevenzione Silvana Saguto, al marito Lorenzo Caramanna 6 anni e 2 mesi, all'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara 7 anni e 6 mesi. C'è il servizio. Condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere per l'ex numero 1 della confisca dei beni alla mafia e la sentenza sull'ex presidente delle misure di prevenzione Silvana Saguto, una condanna in primo grado pesante ma inferiore alle richieste per quello che era un vero e proprio simbolo dell'antimafia. A 5 anni di distanza dal primo avviso di garanzia, dopo 3 anni di processo e staletta dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, Andrea Catalano, la sentenza che chiude il dibattimento sugli affari illeciti nella gestione dei beni confiscati alle cosche mafiose, definito dall'accusa come un sistema perverso e tentacolare di cui la giudice radiata dalla magistratura lo scorso anno era a capo. Si chiude così il primo capitolo nel processo che ha di fatto sconvolto il fronte dell'antimafia. Per l'ex presidente però cadono molti capi di imputazione. L'accusa aveva infatti chiesto 15 anni e 4 mesi per associazione a delinquere, corruzione e abuso d'ufficio. Il Tribunale di Caltanissetta non ha confermato l'accusa di associazione a delinquere, condotte singole. Dunque, per la prima sentenza, che porta alla condanna della sola presidente della sezione misure di prevenzione, mentre i giudici alla terra sono stati assolti: Lorenzo Chiaramonte assolto poiché il fatto non sussiste, Fabio Licata assolto in abbreviato per abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. Quest'ultimo nel rito abbreviato è stato però condannato per aver opposto una firma falsa. Il Tribunale di Caltanissetta ha di fatto accolto solo una parte dell'impianto accusatorio della procura. L'ex giudice era accusata assieme ad altri 14 tra magistrati e avvocati per un'ex prefetta, tra gli imputati anche i parenti quali il padre, il marito ed il figlio. L'indagine prese inizio 5 anni fa, quando i finanzieri del nucleo di polizia tributaria, su ordine della procura di Caltanissetta, misero una cimice negli uffici della giudice lì al pian terreno. Sul cosiddetto cerchio magico di Saguto faceva parte, secondo l'accusa, soprattutto l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, principale suo collaboratore, condannato anche lui a Caltanissetta. Cappellano Seminara era accusato di aver dato soldi alla giudice per risolvere i suoi problemi di debiti. Per lui erano stati chiesti dai PM Maurizio Buonaccorso e Claudia Pasciuti 12 anni e 3 mesi. Condanna poi di 6 anni e 10 mesi per l'ex professore della Core Carmelo Provenzano. Per lui i PM avevano chiesto 11 anni e 8 mesi. Nella ricostruzione fatta dall'accusa, Provenzano sarebbe stato indicato da Saguto come designato a sostituire Cappellano Seminara nella gestione giudiziaria dei beni sequestrati, dopo le polemiche sorte per l'eccessivo ruolo dell'avvocato. 3 anni per l'ex prefetta di Palermo Francesca Cannizzo, la procura ne aveva chiesti 8, condannato a 6 anni e 2 mesi e 10 giorni di reclusione il marito di Saguto Lorenzo Caramma, mentre il figlio Emanuele è stato condannato a 6 mesi pena sospesa. Tra gli imputati anche Walter Virga, il figlio del giudice Tommaso Virga, assolto con rito abbreviato, mentre il figlio messo a gestire i beni del rap è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi pena sospesa. 6
anni e 2 mesi e 10 giorni per l'amministratore giudiziario Roberto Sant'Angelo, 4 anni per il tenente colonnello della Guardia di Finanza Rosolino Nasca, per il professore Roberto Di Maria 2 anni, 8 mesi e 20 giorni, Maria Ingarao, la moglie di Provenzano, 4 anni e 2 mesi, Calogero Ramanta, la cognata, 4 anni e 2 mesi. È stata assolta per almeno 24 capi di imputazione, sottolinea invece l'avvocato di Saguto, una condanna di quasi la metà rispetto alla richiesta fatta dall'accusa, una riduzione importante anche rispetto agli altri imputati che hanno avuto pure decurtate le condanne rispetto alle richieste delle accuse. Di fronte a una condanna non si è mai soddisfatti, registro semplicemente il fatto, ma già penso a domani, quando inizierò ad impostare la richiesta d'appello. L'ipotesi accusatoria ha retto solo in parte, vi sono state assoluzioni rispetto a diversi capi di imputazione, c'è stata l'assoluzione in relazione al reato associativo. Era la procura ad indagare sull'ex senatore del PD Nino Papania, ma un carabiniere lo informava in tempo reale, anche facendo dossieraggio sulla vita privata del magistrato titolare dell'indagine. Così l'ex parlamentare de Dem provava a salvarsi dalle inchieste sul voto di scambio del 2012 ad Alcamo, per cui alla fine venne anche condannato, almeno per l'accusa della procura di Caltanissetta. I documenti riservati, come riporta il Fatto Quotidiano, tra cui esposti a notazioni di polizia giudiziaria, vennero trovati nel corso di una perquisizione nel maggio 2015. A procurarli sarebbe stato il maresciallo Roberto Sabato, all'epoca in servizio nella locale stazione dei Carabinieri. Entrambi adesso sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Caltanissetta a Santi Bologna con l'accusa di accesso abusivo ad un sistema informatico, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. Il processo inizierà il 15 dicembre prossimo e si svolgerà con il rito del dibattimento. Già nel 2013 il Consiglio dei Garanti Dem dichiararono impresentabile Papania eliminandolo dalle liste della politica. Recentemente però Papania è tornato a far politica con un movimento chiamato Via che nel trapanese ha fatto il boom alle ultime amministrative. Il fascicolo dei PM Nisseni nasce da un'inchiesta più ampia che riguarda i veleni della procura di Trapani a margine delle inchieste condotte sulle elezioni amministrative di Alcamo del 2012, vinte al ballottaggio dal candidato sostenuto da Papania con 39 voti di scarto. All'epoca il politico sedeva a Palazzo Madama e la sua utenza non era intercettabile, ma dalle conversazioni registrate sulle utenze dei suoi collaboratori saltarono fuori le promesse di soldi, pacchi della spesa con le cooperative accreditate, posti di lavoro in cambio del sostegno elettorale. Ad altri invece perfino un'assunzione alla Emeri, l'azienda che si occupava del servizio di smaltimento di rifiuti in cui l'ex senatore sarebbe riuscito a segnalare 8 assunzioni. Per questi fatti si sono svolti 2 processi al Tribunale di Trapani. In entrambi l'ex senatore PD è stato condannato nel 2016 a 8 mesi per voto di scambio in concorso e nel 2019 a 1 anno per corruzione elettorale. La prima sentenza è stata annullata dalla Corte d'Appello di Palermo, per la seconda è ancora in corso il processo d'appello. Mentre i processi erano in corso, nel maggio 2015 i militari della Guardia di Finanza, durante una perquisizione nella sede di una cooperativa che per l'accusa era controllata dall'ex senatore, trovarono un armadio pieno zeppo di documenti riservati, la maggior parte dei quali inerenti procedimenti penali ed indagini di specifico interesse del Papania. L'ex parlamentare si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che si trattava di verbali acquisiti regolarmente dalla cancelleria del tribunale, ma la tesi non ha mai convinto il GUP di Caltanissetta, anche perché oltre agli interrogatori dei testimoni sul voto di scambio c'erano delle schede dettagliate su molti militari dell'Arma riferite alle annualità 2011, 2012 e 2013, 3 documenti sequestrati negli uffici della cooperativa Futura 2000. C'è un piccolo dossier sull'avvocato Roberto De Mari, marito del PM Rossana Penna, titolare delle indagini su Papania. Inizialmente i PM Nisseni si erano dichiarati incompetenti per territorio, poi dopo essere transitato da Palermo il fascicolo è tornato a Caltanissetta su decisione della Cassazione. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Da 10 anni si parla di un progetto che garantisca una via di fuga al centro storico di Agrigento. Era il 2010, sindaco Marco Zambuto, prefetto Umberto Postiglione, quando il progetto, che non prevedeva l'abbattimento di edifici ma soltanto la resecazione, cioè un taglio di un paio di muri, viene bocciato dalla soprintendenza. Si è sempre rimasti bloccati tra la salvaguardia della vita umana ma anche la storia degli edifici. Adesso l'argomento torna attuale. Vediamo.
Saragallo, con la delega del centro storico ricevuta in passato, si interessa ora alla via di fuga. Ha qualcosa da dire in merito? Sentiamola. Sì, apprendendo appunto dai giornali, dalle varie interviste che ieri il nostro neosindaco ha incontrato ai vertici della protezione civile, lo stesso sindaco ha affermato che la sua priorità sarà il piano di fuga di San Leone attraverso il boschetto di Maddalusa. Ebbene, una mia riflessione è quella che secondo me tutti i piani di fuga sono importanti, ogni quartiere dovrebbe avere il suo piano di fuga, però la priorità penso sia abbastanza evidente, dovrebbe averla il Colle di Girgenti. Sapendo bene, lo sappiamo tutti, i problemi idrogeologici che possiede la collina della nostra cattedrale e quindi i vari problemi che si susseguono anche a livello di emergenza, per esempio sui mezzi di soccorso, penso che il piano di fuga, la priorità sul piano di fuga dovrebbe essere quello per il centro storico. Bisognerebbe appunto esaminare come poter utilizzare la via Giardinello, bisognerebbe ripristinare la viabilità anche della salita San Vincenzo, perché non va sottovalutata nemmeno questa. Insomma, io spero tanto che la nuova amministrazione possa appunto lavorare innanzitutto sul centro storico e soprattutto io vorrei ricordare, perché è un fatto che non va dimenticato, quel tragico incendio di fine giugno dove morì un'anziana in via San Girolamo, in quanto vi fu anche un problema per quanto riguarda il passaggio dei mezzi di soccorso in via San Girolamo, che sappiamo bene è tra le vie forse più grandi del centro storico, eppure avendo una strettoia all'inizio della via molti mezzi non poterono passare, in particolare i mezzi scala. Quindi molti cittadini sanno che ho fatto una petizione. A breve la consegnerò non soltanto al neosindaco ma anche al prefetto, sono più di 250 firme, quindi più di 250 cittadini che hanno deciso di alzare la loro voce con strumenti assolutamente consentiti dalla legge, strumenti pacifici con la quale stiamo chiedendo di non essere abbandonati a noi stessi. Abbiamo bisogno di un piano di fuga, di un piano per le emergenze, con prove di evacuazione, quindi io confido tanto nel buon lavoro della nostra nuova amministrazione. Colgo l'occasione per augurare un buon lavoro, in particolare al neoassessore al centro storico Gianni Tuttolomondo. Sequestrati oltre 5 kg di marijuana erano nascosti in un pacco spedito dalla Sardegna a Messina. I dettagli nel servizio. Maxi sequestro di droga a Messina. I finanzieri del comando provinciale, nel corso di ordinari controlli effettuati sui colli che transitavano dai depositi dei corrieri cittadini per essere successivamente smistati su tutto il territorio della regione siciliana, hanno sottoposto a sequestro oltre 5 kg di marijuana risultati spediti dalla Sardegna e diretti in provincia di Messina. Tra i plichi giunti presso il centro di smistamento di una filiale messinese di una nota società di spedizioni, le unità antidroga specializzate del gruppo della Guardia di Finanza di Messina hanno individuato un pacco di notevole grandezza, troppo leggero rispetto alle sue dimensioni. Il plico era stato spedito da una società di un piccolo paese del Sassarese, rimasto in giacenza per un asserito mancato pagamento da parte del presunto destinatario messinese. L'infallibile fiuto dei cani antidroga Dia e Sara confermavano i sospetti dei militari del reparto peloritano circa le rilevate incongruenze dei dati riportati sulla spedizione. È stato scoperto così un illecito commercio di droga che avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio della provincia oltre 60.000 euro. Le investigazioni continuano in ordine all'individuazione dei reali organizzatori dell'illecito traffico, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta sotto sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Messina. L'operazione testimonia come sia sempre più alta la soglia di attenzione della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Messina a tutela della legalità e della comunità messinese rispetto a fenomeni di così grave allarme sociale e che peraltro costituiscono la principale fonte di guadagno delle organizzazioni criminali. Gaetano Allotta riceve la medaglia d'oro dall'Ordine dei giornalisti per i 50 anni di iscrizione. La comunicazione è arrivata con una lettera firmata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Giulio Francese. Allotta, 90 anni, è iscritto all'albo dei pubblicisti dal 1970. Quest'anno, a causa del Covid, non ci sarà però nessuna cerimonia di consegna.
Rinnovate le cariche sociali al Circolo Empedocleo di Agrigento per il biennio 2020-2021. Giuseppe Adamo, con votazione unanime, è stato confermato presidente. Si è spenta all'età di 87 anni Pasquale Mirabile, cavaliere del lavoro, fondatore nella prima metà degli anni 70 insieme ai 3 fratelli del gruppo imprenditoriale che si occupava di diversi settori, dalla distribuzione alimentare ai trasporti postali fino alla raccolta dei rifiuti. Lo scorso aprile, al termine di una lunga malattia, era venuto a mancare il fratello Antonio. Condoglianze alla famiglia da parte di Televideo Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.